rispettate, le manifestazioni devono essere autorizzate dalla Prefettura di Venezia. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese lancia un messaggio ai Novax in merito alle manifestazioni di questi giorni. Covid, casi raddoppiati ma ospedalizzazione ancora bassa. In Veneto il governatore Zaia: è la quarta ondata variante Delta nel 97% dei casi. 300 persone che hanno ballato fino alle 4 del mattino senza il rispetto di alcuna regola. Maxi focolaio dopo la festa in un locale del Pordenonese alla quale hanno partecipato molti giovani trevigiani. Ennesima tragedia sul lavoro a Novarole Rocca nel Veronese. 47enne muore schiacciato dal camion mentre esegue la manutenzione di una ruota. A Treviso manifestazione per la sicurezza sul lavoro. Giornata drammatica sulle strade del Veneto. Nel Vicentino pensionato muore travolto da un'auto, grave un bambino di 2 anni. Nel Bellunese muore 62enne. Dopo l'inchiesta sul caporalato che ha coinvolto Grafica Veneta, oggi pomeriggio a Trebaseleghe la protesta dei lavoratori pakistani. L'azienda ora ci assuma a tempo indeterminato. Libraio denunciato, 57 giovani sanzionati. La Guardia di Finanza ha scoperto come un commerciante di Montebelluna percepiva indebitamente il bonus cultura destinato ai neo-diciottenni che spendevano quei soldi in tutt'altro. Ben ritrovati, buonasera. L'informazione del Veneto ci porta subito a Venezia, dove oggi è arrivato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Inevitabile non toccare il tema dei Novax, con alcune manifestazioni convocate già per domani pomeriggio, più quelle che già ci sono state. Le manifestazioni non sono autorizzate e ci sono state le denunce. Sentiamo le sue parole. Qua parliamo di manifestazioni estemporanee e non autorizzate, quindi non c'è il protocollo che tenga per far fronte a iniziative di questo tipo. Le regole ci sono e vanno rispettate. Dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nella sede della Prefettura di Venezia, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese lancia un segnale chiaro sulle manifestazioni non autorizzate dei Novax previste in questi giorni. Le manifestazioni che devono essere autorizzate anche per gestire delle piazze che possono creare problemi di ordine pubblico se poi non arrivano tanti manifestanti senza preavviso. È ovvio che poi in quel caso che è successo in questi giorni poi vengono identificati e quindi vengono denunciati. Proprio in tema Green Pass, il ministro ha annunciato un rafforzamento dei controlli specie negli aeroporti, tenendo conto dei diversi casi legati ai paesi di provenienza. Più in generale, assieme al prefetto Zappalorto, ai vertici delle forze dell'ordine e al sindaco presente in videocollegamento, Lamorgese ha effettuato un excursus a 360 gradi sui tanti temi cittadini, dal completamento dei lavori del Mose al decreto che vieta le grandi navi a Venezia fino ai problemi della CTV. Ma in primo piano rimane la sicurezza, a partire dal rischio di possibili accaparramenti della mafia sui ristori e sui fondi del PNRR. Le mafie si adattano molto facilmente a quelle che sono le nuove situazioni, lo dicevamo anche con i procuratori che erano presenti al comitato, perché le mafie non sono più quelle di una volta, sono delle mafie di seconda, terza generazione. Su via Piave, nervo scoperto della sicurezza a Mestre, è in atto un giro di vite con controlli in strutture ed edifici abbandonati, mentre a Jesolo è stato rinforzato il presidio di forze dell'ordine dopo i recenti casi di movida violenta. E di manifestazioni Novax ha parlato oggi anche il presidente Luca Zaia. Prima però ha fatto il punto sulla situazione Covid. Ecco come è strutturata, come si sta comportando questa quarta ondata in Veneto. Voi ricordate che eravamo arrivati a 6.000 isolati, oggi sono quasi il doppio. Cioè la punta minima è stata, il punto basso è stato 6. Quindi il dato di oggi è che abbiamo raddoppiato le persone isolate rispetto al picco minimo. Raddoppiano le persone in quarantena in Veneto, ma scendono i posti letto occupati in ospedale. 9 pazienti sono stati dimessi nelle ultime 24 ore. L'epidemia di Covid dell'estate 2021, quella che qualcuno ha già iniziato a chiamare quarta ondata, presenta caratteristiche ben precise. Alta contagiosità, molti casi, la maggior parte asintomatici, tasso di ospedalizzazione però mai così basso. L'ondata oggi in corso ha caratteristiche che sono assolutamente
anomale rispetto alle ondate che abbiamo vissuto. Per dimostrare ancora una volta la bontà del vaccino, Zaia torna ai dati. Nella settimana dal 22 al 28 di luglio si sono positivizzate 4.157 persone, 2.821 non erano vaccinate. Delle 17 ricoverate in terapia intensiva, 15 sono tra i non vaccinati, le altre 2 sono in dimissione. Tra i ricoveri in area non critica, 25 avevano fatto il vaccino, 101 invece no. Secondo le previsioni, in Veneto ad ottobre tutti avranno ricevuto almeno una dose. Ad oggi le inoculazioni hanno superato quota 5 milioni. Sul tema terza dose, Zaia chiede solo certezza e niente cambi di strategia in corsa. Sul piano scuola ribadisce la sua contrarietà all'obbligo vaccinale, confermando il piano tamponi già previsto dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica. È il tema dei Novax, il più spinoso anche per il Presidente, con la partecipazione ad una delle manifestazioni anche da parte di alcuni leghisti. Il dibattito ci sta, è il sale della democrazia, e penso che il grande valore che deve essere riconosciuto al partito al quale sono iscritto è quello che comunque non c'è, come si può dire, non c'è una dittatura nella quale, che impone il pensiero unico. Dopodiché è nota l'azione degli amministratori che hanno fatto tutto il possibile per dare risposte ai cittadini. A Conegliano, dove il presidente Luca Zaia era poco prima, il nostro Lucio Zanato ha risposto anche in merito alle manifestazioni convocate per domani pomeriggio in tante piazze del Veneto. Non abbiamo bisogno di conflitto sociale, abbiamo bisogno che la piazza sia unita per uscire da questo Covid. Dopodiché i disagi ci sono, non ci divertiamo, e soprattutto vorrei dirlo anche da vaccinato, che nessuno si diverte a farsi il vaccino. Ma se non ci fossero tutti più di 5 milioni di vaccinati, di dosi inoculate in Veneto, oggi non staremo qui a parlare di così pochi ricoveri con un'ondata in corso. Il Veneto anche per il mese di luglio ha fornito all'Istituto Superiore di Sanità i dati sui sequenziamenti. Il 97% dei positivi ha la variante Delta. Abbiamo appunto i risultati dell'indagine di luglio. Il Veneto doveva fare 145 campioni, anche il numero viene definito dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base del numero di positivi delle diverse regioni, quindi per il Veneto era stato stimato un numero pari a 145, in realtà ne abbiamo sequenziati 144 perché uno di questi campioni non era sequenziabile per motivi tecnici, e di queste 140 appartengono alla variante Delta, quindi stiamo parlando di una prevalenza del 97, superiore al 97%. Il messaggio è la assoluta rapidità con cui la variante Delta ha soppiantato tutte le altre. Secondo me questo è il terzo virus con cui noi abbiamo a che fare. È un virus contagiosissimo e lo stiamo vedendo, perché appunto nonostante il periodo estivo e le vaccinazioni c'è comunque una diffusione importante del virus. Festa abusiva, maxi focolaio, locale chiuso per 75 giorni nel Pordenonese, tantissimi i trevigiani che hanno partecipato alla festa. Sono già 55 i contagiati, ma l'ipotesi che il numero sia destinato a lievitare è ritenuta molto probabile ed ora è corsa contro il tempo per rintracciare tutti i 300 giovani, numerosi anche dal Trevigiano, che hanno preso parte ad una festa organizzata in un locale trasformato in discoteca abusiva a Roveredo in Piano, nel Pordenonese. La segnalazione delle autorità sanitarie alla questura dopo le prime positività ha fatto scattare le indagini sul Papi Beach. Sto sentendo una ventina di ragazzi che avevano partecipato alla festa, in totale un 300 andranno lì e proprio si dedicheranno a danzare, a ballare, ragazzi età media sui 30 anni provenienti anche dalla provincia di Treviso, oltre che quella di Pordenone, anche della base americana USAF di Aviano, ed emerge subito un quadro di violazioni della normativa Covid già all'ingresso. Giovani senza mascherina, ammassati in coda per entrare, poi dentro una vera e propria discoteca abusiva, nonostante i cartelli indicassero il divieto di ballare. All'interno addirittura c'era la console con DJ che radiava musica e la gente, i ragazzi che praticamente ballavano assipati fra di loro. Il questore ha disposto per il locale la sospensione dell'attività con la chiusura per 75 giorni e non è la prima volta.
In caso di recidiva la normativa prevede che la licenza possa essere revocata, infatti ho inviato al sindaco la proposta di revoca per il ritiro definitivo della licenza nei confronti del pubblico esercizio. Ora resta l'allarme per il possibile allargarsi del focolaio tra le province di Treviso e Pordenone. Morti sul lavoro questo pomeriggio a Treviso, la manifestazione dei sindacati uniti al grido fermiamo le stragi sul lavoro, e purtroppo dobbiamo segnalarvi l'ennesimo decesso. Siamo nel veronese Nogarole di Rocca, un uomo di 47 anni, Davide Deboli, è rimasto schiacciato mentre con tutta probabilità stava svolgendo delle operazioni di manutenzione ad una ruota posteriore del suo camion. Era di Sant'Ambrogio di Valpolicella, era stato assunto dalla ditta circa una decina di anni fa. Sul posto l'incidente è avvenuto all'alba. La ditta di trasporti Zobilo, Spisali, i carabinieri di Vigasio, inutili tentativi dei soccorritori del 118 intervenuti con l'automedica e l'ambulanza. Ancora cronaca, un grave incidente questa mattina ci porta nel Vicentino. Un pensionato è stato falciato da un'auto mentre attraversava la strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. Non ce l'ha fatta il 65enne, vittima di un incidente che si è verificato stamattina all'incrocio tra via Ragazzi del 99 e via Fioretti. Poco prima delle 7 l'uomo è stato investito da un'auto mentre portava a spasso il cane. A soccorrerlo gli uomini del SUEM, che l'hanno portato in ospedale in gravissime condizioni, dove è deceduto poche ore dopo. Ad intervenire sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto si sarebbe fermata per far attraversare il pensionato, mentre un secondo veicolo sopraggiunto da dietro, forse nel tentativo di schivarla, non vedendo l'uomo residente nel quartiere, lo avrebbe preso in pieno con il suo cagnolino. E ancora nel Vicentino, Sossano, ancora gravissimo il bambino di 2 anni investito da un'automobile. Vediamo. Sono le 8:30 di sera a Sossano. Un bimbo di 2 anni sulla sua biciclettina pedala nel centro del paese vicino al padre. All'improvviso il bimbo, all'altezza dell'incrocio tra via Roma e via Europa, con un movimento imprevisto si ritrova verso il centrostrada proprio nel momento in cui sta passando un'auto guidata da una pensionata di 83 anni che non può evitare l'impatto. Il piccolo viene scaraventato violentemente sull'asfalto. Immediatamente viene lanciato l'allarme al SUEM 118. I medici si rendono subito conto che il bambino è molto grave e lo portano in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove gli viene diagnosticato un importante trauma cranico. Per questo è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica, dove il piccolo viene monitorato costantemente. I carabinieri della stazione di Noventa Vicentina stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente per fare chiarezza su quanto accaduto in quei pochi drammatici istanti. Davvero una giornata nera oggi sulle strade del Veneto. Vi segnaliamo un altro incidente mortale avvenuto sulla 52 Carnica in comune di Santo Stefano di Cadore. Un trevigiano di 64 anni, Claudio Dagaro di Montebelluna, ha perso la vita nello schianto frontale fra la sua auto furgonata e un'autocisterna. Ferita la moglie e i 2 figli che viaggiavano con lui. Le loro condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è accaduto poco prima delle 16 lungo la strada che conduce alla Galleria Comelico. La dinamica al vaglio dei carabinieri di Santo Stefano, che sono intervenuti sul posto insieme a pompieri e sanitari del SUEM. Claudio Dagaro è stato estratto dall'abitacolo, ma ai sanitari non è rimasto che constatarne il decesso. La strada è rimasta chiusa per consentire rilievi di legge e il traffico deviato verso il passo Sant'Antonio. A Barbarano, ancora nel Vicentino, per un furto di 200.000 euro in contanti e gioielli in una casa rurale. Un colpo da 210.000 euro, quello messo a segno dai ladri che nella mattina del 28 luglio, intorno alle 10:30, si sono introdotti all'interno di una casa rurale immersa nei campi di Barbarano Vicentino, entrando dalla finestra posteriore. A denunciarlo i carabinieri la padrona di casa, 85enne, che rientrata dopo mezz'ora ha fatto l'amara scoperta. Non c'erano più i 200.000 euro in contanti, i risparmi di una vita dedita all'attività agricola che teneva in un cassetto, né i gioielli in oro dal valore complessivo di 10.000 euro. Sopralluoghi in corso da parte dei carabinieri per verificare la presenza di telecamere per la videosorveglianza in zona, atte ad intercettare elementi utili per portare sulle tracce dei responsabili.
Il titolare di una libreria è stato denunciato, 57 giovani sanzionati. La Guardia di Finanza ha scoperto come un commerciante truffava lo Stato con il bonus cultura. Vediamo. Bonus cultura speso in tutt'altro. I finanzieri hanno fatto emergere il raggiro messo in piedi dal titolare di una libreria di Montebelluna, denunciato a piede libero per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Il bonus da 500 euro è destinato ai neodiciottenni. Ottenerlo è semplice, ma è anche strettamente personale e lo si può utilizzare solo per spese legate alla propria formazione culturale. Il libraio sostanzialmente aveva ideato un complesso sistema che prevedeva la trasformazione illecita dei bonus 18 app in smart box piuttosto che altri bonus o buoni regalo che potevano essere spesi all'interno del suo esercizio commerciale per l'acquisto di prodotti che nulla avevano a che vedere con la natura del contributo stesso, quindi bracciali, occhiali, piuttosto che saponette, prodotti per l'igiene intima, piuttosto che giochi elettronici. Il commerciante, secondo le fiamme gialle della tenenza di Montebelluna, aveva ben orchestrato la truffa. Periodicamente inviava delle false attestazioni al competente ministero dove andava a certificare che effettivamente i bonus per un valore complessivo di circa 11.000 euro indebitamente intascati dallo stesso con questo meccanismo erano destinati per l'acquisto di prodotti autorizzati. Quando invece non era così. Ora, oltre alla denuncia, dovrà restituire gli 11.000 euro, ma anche i ragazzi, i 57 neodiciottenni, dovranno rispondere di quello che hanno fatto mettendo mano al portafoglio. Sono state comminate sanzioni di natura pecuniaria per un importo vicino ai 33.000 euro. Il che significa una media di quasi 600 euro ciascuno, che servirà loro di lezione per comprendere che un bonus statale va percepito e speso con serietà, trattandosi di denaro pubblico. Tre Baseleghe Grafica Veneta, la proposta dell'azienda di assumere i lavoratori con un contratto a tempo determinato di 4 mesi è stata rifiutata. Oggi pomeriggio sit-in organizzato da ADL Cobas proprio davanti alla sede di Tre Baseleghe con i lavoratori impiegati dalla BM Service di Trento, l'azienda finita nel mirino della Procura di Padova per il presunto caporalato e lo sfruttamento degli operai. Nella manifestazione la richiesta di un incontro in prefettura, ma anche quella di poter essere assunti a tempo indeterminato e dunque avere un lavoro stabile. E oggi sul tema è tornato anche il presidente Zaia dopo alcuni giorni di silenzio sul caso di caporalato scoperto proprio a Tre Baseleghe. Inutile l'ironia delle opposizioni, dice Zaia. Non ho ancora parlato di Fabio Franceschi e di Grafica Veneta perché nessuno me l'aveva chiesto. Quello che so, ha specificato il presidente, l'ho appreso dai giornali e non da atti ufficiali. Penso che i fatti siano non gravi, gravissimi. Penso che il racconto di una persona trovata lungo una strada, mi sembra aver capito, con le braccia legate, picchiata, e poi altri che hanno detto che avevano subito la stessa roba, meriti assolutamente giustizia. Punto. Dopodiché i processi si celebrano nei tribunali, non in strada, tantomeno nei giornali. Io posso solo parlare bene di Fabio Franceschi e della sua azienda, per come l'ho conosciuto e per come lo conosco. Non faccio l'avvocato difensore perché non è il mio ruolo, però non posso neanche accettare di vedere commenti che vanno a riesumare un atto di assoluta, pura donazione che lui ha voluto fare. Franceschi ha avuto l'intuizione di utilizzare il tessuto non tessuto, non ha realizzato delle mascherine inutili, ha realizzato delle mascherine di comunità previste da un articolo di legge fatto dal governo Conte, ne ha regalate, non abbiamo neanche pagato la benzina da casa, da Grafica Veneta qua, ce le ha letteralmente regalate 13 milioni di pezzi. Andiamo a Padova, dove oggi è arrivata la vicepresidente del Veneto, assessore alle infrastrutture Elisa De Berti, per parlare di alta velocità. Ha confermato che al momento le aziende di trasporto pubblico non sanno in che percentuale potranno riempire i loro mezzi e in vista della riapertura delle scuole. Il tavolo di coordinamento dei trasporti alla ripresa della scuola da dicembre 2020 è in capo ai prefetti. La regione viene solo convocata, ricorda la vicepresidente e assessore alle infrastrutture Elisa De Berti. I prefetti sono ancora in attesa da Roma su quale capienza assegnare al trasporto pubblico.
un dato fondamentale che oltre sulla salute degli utenti si riflette sull'organizzazione dei servizi di trasporto. Se servisse integrarli ricorrendo ai bus privati, la De Berti si dice tranquilla. L'anno scorso Roma pagò tutti i contributi richiesti. Vi ricordo che l'anno scorso le informazioni le abbiamo avute il 30 di agosto, oggi siamo il 30 di luglio, non abbiamo ancora l'informazione della capienza, è bene che sapere quanto sarà. Io non credo che andremo oltre l'80%, opinione mia personale. Però io spero che con le vaccinazioni non torneremo al 50%. In attesa quindi di disposizioni ai prefetti, potrebbe essere utile il Green Pass nei trasporti veneti, a una condizione però. Se facciamo la norma che prevediamo il Green Pass per l'accesso ai mezzi pubblici, devono prevedere anche una mole di persone sufficienti per poter controllare, perché se facciamo la norma ma poi nessuno controlla, vabbè, ci siamo presi in giro. È ovvio che il Green Pass, se lo inseriscono, deve avere una prospettiva di aumentare la capienza. Presentati dalla CNA del Veneto gli aggiornamenti sull'impatto del Covid-19 sull'economia del territorio del Veneto. Andiamo a vedere. Secondo l'Osservatorio Economia e Territorio di CNA, il Veneto cresce. Da un PIL a meno 9% nel 2020 si passerà ad un PIL più 5,8% nel 2021, recuperando circa il 60% di quanto perso l'anno scorso a causa del Covid. Dati confortanti che attestano una ripresa degli investimenti del 16,2%, in grado di riportare la nostra regione ai parametri pre-pandemia. Possiamo dire che la strada è quella giusta, nel senso che stiamo recuperando quanto perso l'anno scorso, anche se non è ancora tutto compiuto, nel senso che poi per la crescita sostenuta un ruolo importante lo avrà sicuramente anche i contributi e i progetti del PNRR. Il motore dell'economia del Veneto, insomma, ha tenuto regge nonostante la pandemia. A quanto pare sì, questo è quello che dicono i numeri, se teniamo conto tra l'altro che le previsioni per gli investimenti sono anche altrettanto confortanti, addirittura vanno sul 15-16% in più rispetto all'anno scorso. Il Veneto con la Lombardia e l'Emilia Romagna rappresentano assieme il 41% del PIL italiano, un sistema che vale il 54% dell'export nazionale, il 37% dell'occupazione e il 32% delle imprese. Queste regioni, appunto insieme al Veneto, quest'anno dovrebbero crescere di più dei Länder tedeschi, dei principali Länder come la Baviera. Abbiamo osservato che le regioni italiane e quelle spagnole, quelle appunto sono quelle che cresceranno di più quest'anno in Europa, ma anche sono quelle che hanno perso più PIL nel 2020, quindi c'è una sorta di compensazione. Credo che questo sia un momento importante per il nostro paese, per il nostro Veneto, dove inseriamo la positività di questa ripresa anche con la possibilità di avere nuove risorse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove questo potrebbe dare effettivamente un rilancio a tutto il nostro paese. CNA Veneto chiede alla Regione di farsi parte operativa ed agire in favore di settori trainanti come manifattura, sistema casa e turismo. Sono delle filiere che possono trainare le imprese a prescindere dalla propria dimensione e a prescindere dalla propria categoria, e questo può essere un rilancio importante per il Veneto. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora vi lasciamo le previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica meno forte al nord, tempo sempre in prevalenza buono, non mancherà qualche temporale. A seguire poi il mese di agosto si aprirà con un clima un po' più fresco. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 31 luglio. Sul Veneto il weekend inizia con un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio acquazzoni sulle Alpi, in serata e poi durante la notte crescente instabilità anche altrove. Attenzione perché il nostro territorio si troverà ad essere area di confluenza tra masse d'aria molto calda e umida e correnti un po' più fresche, e dunque potremo avere fenomeni violenti con grandine e forti colpi di vento, dunque prestare la massima attenzione. Vediamo anche le temperature che saranno stazionarie, minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso, tanto sole su tutti i settori, entro la nottata qualche rovescio a carattere sparso.
Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime sui 29 e 32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino, dal pomeriggio però sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime infine sui 30-31 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.